Adesso invece è arrivato il momento di parlare con il primario del centro trasfusionale, il dottor Giuliano D'Andria. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno anche agli altri ascoltatori. Allora, dottor D'Andria, come siamo messi quest'anno a donazione di sangue? Sappiamo che l'estate è sempre un periodo critico, ma ci sono stati diversi interventi sia dalla Marina, che ha donato in maniera massiccia, ma anche nella giornata del donatore ci sono state diverse iniziative. Sì, tante iniziative a supporto di una necessità in termini di esigenze trasfusionali molto forte sul territorio, per alcune peculiarità come quella legata per esempio alla presenza di un'alta concentrazione di pazienti affetti da talassemia major e alle varie specialità che stanno via via sviluppando sul territorio, come per esempio la cardiochirurgia o l'ampliamento delle attività nel contesto dei trattamenti oncologici o ematologici. Dottor D'Andria, chiedo scusa se la interrompo, ma non la telefonata si sente molto disturbata. Proviamo a rifare la telefonata e sì, proviamo a ricontattarlo, va bene. Dicevamo, importante in questo momento segnalare quali sono le attività reali e viste anche le varie campagne che si svolgono durante l'anno, così unitamente alle ultime di cui hai parlato tu adesso. Cerchiamo di capire qual è la situazione in questo momento e cerchiamo anche di capire come reagisce il territorio a questo tipo di richiesta, anche perché, ripetiamo, il periodo estivo e in genere fino a settembre, fine agosto-settembre, è un periodo abbastanza critico in cui c'è una richiesta molto alta, in cui ci sono, oltre alla quotidianità e alle cose e agli interventi che si fanno, che si svolgono regolarmente, poi ci sono anche degli eventi straordinari per cui bisogna tenere sempre un'attenzione molto alta, soprattutto quella desensibilizzazione che facciamo stamattina. Dottore, eccoci di nuovo in onda. D'Andria. Ecco, Pronto, adesso la sentiamo benissimo. Sì. Perfetto. Bene. Quindi dicevamo a che punto siamo? Sì, prego. Innanzitutto rispetto Dovrebbe spostarsi poco rispetto a dov'è, perché non c'è campo. Non c'è campo? Adesso la sentiamo meglio. Va bene. Allora, sto avvicinarmi un posto aperto. Allora, noi in realtà abbiamo cominciato a promuovere in maniera massiccia la donazione in anticipo, tenendo presente la validità delle sacche che sono per quanto riguarda i grossi 42 giorni, approfittando nel periodo immediatamente precedente all'inizio della grande stagione del caldo, e quindi per questa cosa abbiamo coinvolto le associazioni. Abbiamo cercato di sfruttare al massimo il giorno del 14, sabato 14, giornata mondiale della donazione del sangue, le associazioni promuovendo la raccolta su tutto il territorio provinciale, compreso un'apertura straordinaria nel sabato mattina nel presidio ospedaliero di Mannoria, ma soprattutto abbiamo intensificato i rapporti con le forze armate, che da questo punto di vista ci stiamo dando una grossa mano. Sicuramente anche per la forte presenza sul territorio c'è stata un'attività importante da parte della Marina Militare, però la collaborazione si è estesa anche ai carabinieri, con la scuola di carabinieri che è sul territorio, si è estesa anche con la scuola di volontari dell'aeronautica militare, quindi c'è stata una sinergia importante tra pezzi, componenti dello Stato, che ha prodotto dei grandi risultati che comunque vanno mantenuti nel tempo. Noi abbiamo anche un'altra fortuna, cioè quella di avere una delle 3 strutture trasfusionali delle forze armate a Taranto. In tutta Italia ci sono 3 strutture in tutto, c'è a Roma, poi c'è un centro alla Spezia e il centro presente sull'ospedale militare a Taranto, e diciamo che in collaborazione con loro mensilmente c'è una raccolta che è organizzata presso l'ospedale militare di Taranto, in cui vengono raccolte le unità che vengono poi dirottate per l'uso trasfusionale sulla Santissima Annunziata. Quindi è un'ulteriore attività e di integrazione, di supporto, di sinergia tra parti dello Stato. Dottor D'Andria, come si può donare e dove?
Allora, l'attività di raccolta diciamo che è regolare ed è diffusamente presente sul territorio, perché ci sono delle strutture fisse su cui è possibile donare il sangue ogni giorno. Parliamo del Santissimo Annunziata a Taranto, parliamo della Presidio Ospedaliero di Martina di Valle d'Iglia e San Pio da Pietrelcina di Castelmanuta. E in queste strutture la mattina, con un orario di inizio attività che oscilla tra le 7:30 e le 8, che in termini di accettazione avanti fino alle 11, 11:30, è possibile donare tutti i giorni feriali. A questi si aggiunge sostanzialmente una o anche 2 volte al giorno una raccolta esterna, che può essere in vari punti del territorio, può essere pure ambulatori della provincia, ovvero in punti Con l'autoemoteca. di incontro con l'autoemoteca, o anche presso i poliambulatori che sono stati previamente autorizzati a questo tipo di attività sul territorio. Ovviamente è possibile, tramite anche una semplice telefonata alla Santissima Annunziata, avere anche il programma delle uscite, che in questo periodo estivo coinvolgerà anche le località balneari. Quindi ci sono Certo. una serie di raccolte che verranno promosse ovviamente negli orari antimeridiani per ovvi motivi legati alle alte temperature, per cui saremo presenti anche in località balneari tipo Torreovo o San Pietro in Lavagna e altre località balneari, sempre in coordinamento con le associazioni donatori, al fine di promuovere anche in questi contesti la donazione del sangue. E c'è da dire che abbiamo comunque una certa risposta, l'abbiamo avuto negli altri anni, approfittando anche della presenza, devo dire, dei turisti, perché ci sono dei turisti che normalmente nei loro territori donano il sangue e si offrono di donare per il nostro territorio quando sono presenti da noi per il loro periodo di vacanza. E allora doniamo il sangue, ringraziamo il dottor D'Andria, del primario del Centro Trasfusionale di Taranto, e buona giornata, grazie. Grazie mille, buon lavoro, a presto. Grazie, salve.